Oh, sa la pizza chi è entrato? Eh, devo beccare il mending. Se non becco il mending spacco tutto. Io. Cazzo è crashato la live? Non è crashato la live. Non sto neanche giocando su internet. Cioè, non sono neanche online. Come cazzo posso dire? Si è crashato. Mi arriva un creeper e mi distrugge questo ponte e spacco tutto. Ciao Willy. Porco dio. Beccato. Beccato. Però c'è una maledizione. Che cazzo è la maledizione del vincolo? Che minchia fa? Dio merda. Fammelo vedere su Brewer. Maledizione dall'altro incantamento. Analisi della maledizione della scomparsa. Porco dio. Preso il naso. Finalmente iniziamo a mettere. Curse of binding, curse of vanishing. Curse of binding è la maledizione del legame. No, del vincolo, zio. L'attimo in questione non potrà essere rimossa una volta che faccio. Che cazzo me ne faccio di rimuovermi il piccolo? Dammi subito. Passo anfibio. Dammi qui. Riparazione, efficienza, fortuna, indistruttibilità. E God. Questo piccolo è Dio. Quindi non posso rimuoverlo. La serie. Se lo metto. Non. Cazzo vuol dire non posso rimuoverlo? Ah ok, non mi ha dato la maledizione.
Ah, perfetto. Cazzo, ho partito la live subito. Eh? Subito il mending. Basta, io ora... Cioè, sono felice così. Non mi frega un cazzo di niente. Cioè, io ora il piccolo col mending, non ho altri scopi nella vita. So- Cosa continuo a vivere a fare? Ho il piccolo col mending. Dio merda. Allora, prendere il cibo. E poi vado in miniera un po'. Fare qualche stronzata. C'è il mending, cioè, non me ne frega un cazzo di niente. Io ho il mending. Io sono Dio. Non mi si è neanche attaccata la maledizione. Cioè io ho il mending. Sono Dio. Sono Gesù Cristo sceso in terra. E niente. Sono Dio. Questo piccone è indistruttibile. C'è l'anima di chi mi vuole distruggere questo piccone perché è indistruttibile. Mi dispiace. Vediamo se funziona il mending perché se non mi incazzo maledettamente. C'è pure efficienza 5, ma niente. Ormai questo piccone è andato. È il piccone della vita. Non mi si è neanche attaccata la maledizione. Cioè, non poteva andare meglio. Vabbè, carbone e ferro non ho da buttare, essenzialmente. No, perché minchia con la pesca appresso. Vabbè, come fare una ragione. No, anzi in realtà faccio una cosa. Oh shit, sono egoista. Riparami il piccone, dai, per tutta esperienza. Oh cazzo, sì, è il mending, riparazione, è il mending. Sta per sborrare per terra. Boh.
niente, da quando spacca le cose veloci si sta. Quindi il Mendix si può ancora trovare pescando. Ormai ci avevo perso le speranze. Niente. Bene, se c'è cosa io butto qua. L'arco ne faccio qualcosa? Non penso. Ok, essenzialmente questo è. Me sono un coglione, non si è fatto la parte. Ho visto i diamanti. Ah, ecco, lo devo metterci in questo slot.
La spada di Dio, ma cosa ho paura. Dai, Dio cancro. Vaffanculo anche al ramo. Io non torno su dalla miniera finché non ho tipo 40 diamanti. Anzi, oggi potrei anche esagerare. Porco di... No. No, no, ok, non è pozzo. Livello 11. Tanto i diamanti si trovano appena faccio le nuove torce. Faccio le nuove torce e i diamanti si trovano. Non legge non scritto. Però ovviamente devo consumarle lealmente. Oh shit, ho trovato prima. Va bene, significa che ne troverò anche dopo. Vabbè, un... ok, 3. 4. 5. 6, vediamo da 6 quanti diventano. Prima butto tutto quanto a mare. No, a mare, casino. Ok, da 0 a... sono 6 questi. Da 0 a 9. Non ne ho aumentate di chissà quanto. Infatti finché non ho 40 non si va via di qua. Appena si fanno le nuove torce se ne trovano altre. Sì, sì. Lo giuro.
Ma ok, cos'è questo posto? 2 3. Perfetto, sono altri 5.000 e 9 diventeranno 16. Da 9 a 16, perciò da 5 me ne è aggiunto solo uno. Wow. Per questa tirchiazza oggi fortuna 3, eh? Ce ne verso quello. Uscite altri subito così. Erano 1 2 3 4 5 6, che da 16 diventano 28. Ho più dei problemi col 28 e il 26 in questo gioco, cioè con l'8 e il 6 in generale. E niente, ora il trucco delle torce non funziona più perché tanto vi sto trovando anche senso. Questi cazzi. Vai a fare una cosa. Allora, stanno via più smazzo. Peggio. Mettiamo in ordine tutto. Ordine di preziosità. E questo si butta. Anzi, con questi che rimangono si fanno questi. No, le torce si fanno solo quando sono consumate. Questa merda la butto.
Sì, tra poco 9 torce e 9 diamanti. Legge non scritta. Io qua 10 minuti e parto. Ho dimenticato la pillola a casa perché sapevo che dovevamo dormire da me, quindi non l'ho portata. Se vuoi tu mangia da te nel mentre niente. Ok, si può dire che siano finite le torce, perciò si fanno le nuove. Beh, in realtà solo con 4 non può funzionare. Anzi, io per curiosità una scavatina qui allora. Ma anche di 4 piani. Ok. Allora. Ah shit. Vabbè. Perfetto. Easy, ora si trova. In meno di 5 minuti. Ah, cioè in meno di 2 minuti si trova. 2 minuti a partire da...
C'è una galleria qua a sinistra, ma io non la prendo perché altrimenti è troppo facile trovare i diamanti in una grotta. Cazzo, poi ci siamo sbucati, non possiamo andarci. Ciao zia. Ah, pure due colpi. Oh no, ma c'è la spora. Dimmi di sì. Ok, i diamanti sono sicuramente qui dietro. C'è una mineshaft. Interessante.
Ancora. Non ne prendo neanche più di ferro. Non sono venuto più per il ferro. Non faccio un cazzo, ne ho 30 di mele d'oro, c'è tutto loro per farmi 20 mele. Essenzialmente. E niente, non c'è un cazzo, quindi non mi prendo sto ferro. Un culo.
Questa è la nostra città. Ah, e che cazzo. Cioè, in realtà per dei diamanti è come non averne trovati, però. Sei contento? Ciao! Eia! No, non ne abbiamo preso mica da mangiare. Allora, io. Livello 12. Si fa per un paio di blocchi qui. No. Non vuole qualche entità divina. Allora si la prendi qui. Va bene, si la prendi qui. Nuovamente la ghiaia.
Amo, sto partendo ora.
Oh? Sono a semaforo, quasi in via di Sassuolo, cioè non hai capito, per questa scena, ho ritardato di almeno più di un'ora, per colpa di una regolamenta. Perché? Perché hai visto le foto delle unghie che ti ho mandato? Sì. Io non ti posso fare un determinato lavoro su un'unghia così. Non te lo posso fare, te lo dico, non te lo posso fare. Non è che le vuoi lunghe e tutto, non te le faccio io tutte, no, non te le posso fare, stop. Vabbè, glielo dici e via. Glielo dici, non te non gliel'ho detto. E le ha volute? Ah? E le voleva Marolla? Mica testarda, porco Dio. Comunque guarda, sto entrando ora praticamente a casa tua. Ah, ok. Cioè, ma i tuoi hanno già mangiato? Penso di sì. Sì, stavo aspettando a te. Lo so, ma te l'ho detto, di mangiare perché quella scema mi ha fatto ritardare di almeno 2 ore. No. Vabbè, non vuoi niente. Eh no, ma mi dà fastidio a me, perché devo finire alle 7:30. E invece no, barrozzandomi. Ma io sono... Guarda, ma a me non me ne faccio una miseria se si ritarda tu. Sento, e ho detto, scusami, è come se tu ora vai dal parrucchiere e gli dici che in una seduta poi dai capelli neri li vuoi bianchi. Non te lo farà mai. E mi fa, ah sì sì, ma io quando sono andata dal parrucchiere infatti ti stavo barrozzando pure il biondo, che lo voleva più chiaro. E ho detto, sì, è la stessa cosa. Ah. Va fuori. Ma era una bambina. Ah? Ma era una bambina. Ah, non sei fuori, non ti sento. Mi senti? Stavo venendo ad aprire che io quando finirò pronto. Non lo trovo più. Ho già aperto. E dove fai a portare il telefono, sì, telefono, TV. Ah, lì. Oh, Oh, dimmi. ho capito, devo salire o cosa? Ma non dove puoi salire? Non si sentiva niente. Ah, io che mi devi aiutare. Hai storie pronta la scrandire quello, Giada Brochas, come cazzo si chiama, la pischella.
Io ho lasciato aperto, giù. Tanto c'è un po'. Ce l'hai la pillola presto? No, ti ho detto. Allora andiamo a McDrive. Sì. McDrive e corriamo a casa. Mm. Allora mi resta un po' a casa. Mm? Merda, però devo portarmi il dopoguardo da te. Cioè non il dopoguardo, tutta la roba per farmi la barba. E praticamente ti ho mandato la foto di come aveva prima le unghie. No, tutto barrosandomi che non le voleva così corte, che non voleva questo, che non voleva quello. Io ho detto guarda io più lunghe di così non te le posso fare. No, continuano ad allungare, continuano a barrosarmi ancora. Io ho allungato di 2 millimetri, io più di così non te le posso fare, cioè. Ho detto scusami, è come se vai dal parrucchiere con i capelli neri e le chiedi di farti venire una seduta, li vuoi bianchi, cioè. E mi fa che era lì testarda che anche al parrucchiere gli barrosava, che la play l'ho vista in me. Certo, non è proprio certo. Dove c'hai? Non è che il tuo culo assorbisce il gesto? Sì, tu pensi. Non c'era niente. L'avrei messo qua. Puoi alzare da lì. Perché?